Regionali Live 2024, ben trovati a tutti, prima puntata di questo percorso che ci guiderà all'elezione del Presidente della Regione Sardegna. Prima puntata iniziamo con Massimo Zedda, ben trovato, progressisti, Grazie. Tanti aspetti legati a queste elezioni, la corsa è pronta per questi giorni che saranno davvero molto impegnativi. A proposito del tuo lavoro, del tuo incarico, dei tuoi obiettivi, adesso su che cosa stai focalizzando e su cosa stai focalizzando l'attenzione? Ma intanto grazie dell'invito per avermi ospite vostro in trasmissione. In questi giorni lavoro pratico, nel senso che siamo tutti impegnati, non solo noi progressisti, nella composizione delle liste. Lunedì scorso era la scadenza per la presentazione dei simboli. Poi non è detto che tutti i simboli si presentino con liste, però diciamo, era il giorno della scadenza della presentazione dei simboli e lunedì prossimo, in questo caso, sarà il giorno di scadenza della presentazione delle liste, quindi con i nomi e i cognomi dei candidati. Quindi avremo un quadro ben definito. Un quadro ben definito e un quadro anche definito rispetto agli apparentamenti come candidati alla presidenza della regione. Anche perché voi in questo quadro avete raccolto diversi colori. Qualche settimana fa, qualche giorno fa, la nota stampa che annunciava poi un passaggio da quello che era il movimento guidato da Renato Soru al campo largo di Alessandra Todde. In quanti si aspettavano questa scelta? Noi, a dire la verità, speravamo in un percorso differente, però da un punto di vista anche dei rapporti, delle relazioni con lo stesso Renato Soru, sono sempre stato molto sereno anche dopo questa scelta, perché noi a luglio, nel corso del primo incontro con Renato Soru, diciamo a lui che la battaglia per quanto riguarda le primarie e quindi l'esigenza di avere un confronto tra candidature la consideravamo una giusta e indispensabile anche per avere uno slancio maggiore come coalizione, però nel momento in cui non fosse stata accolta questa ipotesi da parte degli altri partiti e forze della coalizione, prima di rompere con il centro-sinistra e quindi di avere una spaccatura nel fronte democratico e progressista, ci saremmo dovuti fermare per riflettere, per ritornare anche tutti insieme con l'obiettivo dell'unità. Tant'è vero che sistematicamente, anche voi, altri, ci avete sempre sentito dire che il nostro obiettivo era l'unità. Poi il modo per stare insieme, a nostro parere, sarebbe stato quello delle primarie, di un confronto tra candidature. Così non è stato, però l'aspetto del non aver da parte nostra mai ipotizzato una frattura e una divisione del centro-sinistra, questo era chiaro fin dall'inizio anche allo stesso Renato Soru. Qualcuno sostiene che Renato Soru è il miglior alleato del centrodestra, è stato evidenziato più volte. La vostra scelta è stata motivata anche da questo o non siete dello stesso parere? No, non motivata esattamente su questo aspetto, cioè non nel considerare Renato Soru il miglior alleato della destra, ma indubbiamente una divisione nel centro-sinistra, che è quello che abbiamo sostenuto sia con Renato Soru sia dopo con la scelta nell'andare nella coalizione con la Todde, una divisione del centro-sinistra oggettivamente aiuta il centrodestra, c'è poco da fare. Vedrete, alla fine si sta delineando in queste ore, il centro lascerà il centrodestra e farà qualcosa di diverso. Non è vero, hanno sostenuto Truzzu, punto. La Lega non sopporterà imposizioni da parte della Meloni, di Fratelli d'Italia. Non è vero. Ognuno cerca di convergere da qualche parte, serve del ma tempo. perché in una situazione come quella che stiamo vivendo dal punto di vista politico, intanto è da anni che si confrontano due poli, o meglio due coalizioni, una di centrodestra, una di centrosinistra, con articolazioni diverse a seconda dei momenti, con conformazioni differenti a seconda del sistema elettorale, ad esempio l'europeo, che è un sistema proporzionale, quindi tutti i partiti, almeno i maggiori partiti, si presentano divisi, non in coalizione. Detto questo, per il resto si confrontano due coalizioni e in relazione al momento storico che stiamo vivendo, con un rischio molto serio che forze di destra si affermino in Europa, con la Meloni che governa il paese, con la coalizione più spostata a destra dal 48 a oggi, diciamo dopo il periodo di Mussolini,
fare un favore a questa destra non va bene, nel senso che bisogna ripensarci. E siccome i toni che uso sono sempre pacati, quando parlo di questo mi auguro che fino all'ultimo secondo utile anche Renato Soru possa riflettere su questo. E secondo lei c'è questa possibilità? Difficile. Perché sembra abbastanza determinato nelle comunicazioni e Anche nelle scelte. Anche a me sembra abbastanza determinato, mi auguro che non sia fondamentale e indispensabile per la vittoria del centrosinistra il voto che potrà andare, perché indubbiamente avrà un buon risultato Renato Soru, e quindi che possa la coalizione democratica e progressista vincere contro la destra nonostante questa divisione. Siamo nel campo largo, ma Massimo Zedda come vede questa alleanza con i 5 Stelle? Da un punto di vista ideologico e programmatico, fin dall'inizio noi abbiamo lavorato in questa direzione. Devo dire la verità che questo è stato uno degli elementi che determinava una minore difficoltà nel sostegno, o meglio nello stare all'interno di una coalizione come Movimento 5 Stelle. Ma perché servono per forza i loro voti oppure perché c'è un'idea? No, perché poi pensavo, comune? perché ho sempre fatto questa riflessione. Nel 2019, quando pure il Movimento 5 Stelle sosteneva il governo Conte 1 con la Lega, in Sardegna era forte, predominante al loro interno, il malessere di centrosinistra che si era spostato sul Movimento 5 Stelle. Semplifico, molti elettori di centrosinistra o ex elettori di centrosinistra in Sardegna avevano scelto per protesta il Movimento 5 Stelle. E quindi chiesi addirittura a loro nel 2019 di fare una coalizione insieme. Poi se mi avessero dato retta avrebbero dato uno schiaffo a Salvini prima che Salvini facesse cadere il governo. Però questa è stata la strategia politica e non pretendo che tutti quanti abbiano la sfera di cristallo tra le mani. Detto questo, però, immediatamente dopo, con il fallimento del governo Conte 1, quindi uno schieramento che rompe l'alleanza con la Lega, il Movimento 5 Stelle perde molti voti e perde esattamente quel pezzo che era di destra, di centrodestra. A quel punto la conformazione attuale del Movimento 5 Stelle è molto più affine al centro-sinistra, tant'è vero che lo stesso Conte si definisce progressista, poi per carità. Termine che le piace. Sì, mi fermo qua, non dico niente, non dico nient'altro, però diciamo no, nel senso che tutti si definiscono progressisti, poi il tema vero è dimmi che politica fai e ti dirò chi sei. Non è sufficiente definirti progressista per essere progressista. Hai parlato prima della scadenza legata a martedì, Sì. Le liste, non è facile però comporre le liste e avere oggi il quadro della situazione già definito, perché in tanti si trovano a dover fare i conti con una situazione che è comunque complicata. Indubbiamente, è difficilissimo comporre liste perché sono sempre meno le persone che si mettono a disposizione, anche con spirito di disponibilità, senza avere l'ambizione di poter essere eletti nelle assemblee, nelle istituzioni. Sempre più difficile perché è chiaro che quando l'astensionismo riguarda il 40, 50, 60% delle persone che non vanno più a votare, non è che poi sia facile in una condizione di questo tipo comporre le liste. È chiaro che quel 50-60% si trasferisce anche sull'indisponibilità delle persone a partecipare a una competizione elettorale, quindi è molto difficile, è molto più complesso rispetto al passato, allo stesso tempo però bisogna farlo, bisogna cercare di avere la maggior forza possibile, tant'è vero che sono agevolati in questo i partiti organizzati e le forze politiche che hanno un maggior radicamento sul territorio e che sono anche più credibili nella proposta politica. Domani il Pisdaz si ritroverà a Oristano per prendere una decisione importante. Prima categoricamente mi ha detto un no rispetto a Renato Soru, ovviamente per quanto riguarda il suo pensiero. Il Pisdaz secondo lei non si categoricamente, no, nel senso che penso che si possa, che fino all'ultimo si debba lavorare, possa essere un pochino costruito. Come la speranza. Sì, attiene un pochino più alla speranza, diciamo che alla politica, però anche alla speranza è l'ultima a morire. Invece il Pisdaz, no, il Pisdaz potrebbe anche decidere di rompere col centrodestra, se Solinas non viene accontentato sulle richieste di una contropartita, per intenderci.
ha cercato il presidente attuale Solinas di trattare, ma già da tempo, per un posto, un incarico come presidente dell'autorità portuale, dividendo l'autorità portuale che oggi è unica in Sardegna tra sud e nord. Poi gli hanno spiegato che era molto difficile, complesso se non impossibile, ha cambiato idea. E adesso penso che stia trattando per un ente nazionale. Mi dicono l'ANAS, possibile, dopodiché si bloccheranno tutti, se dovesse andare in porto si bloccheranno tutti i cantieri strategici in tutto il paese. Per quale motivo? Perché è già stato commissario straordinario per i lavori pubblici per conto dell'ANAS, nel senso che non era l'ANAS, ma era il presidente della regione Solinas, il commissario straordinario per le opere pubbliche in Sardegna. L'ANAS non ha mai brillato per velocità, capacità di lavori pubblici in tempi rapidi. Da quando c'è Solinas non hanno messo manco un metro d'asfalto. Ha proprio bloccato tutto. Mi sento particolarmente carico cioè non lavorano proprio sull'argomento e le chiedo un'altra cosa. Lo stato attuale della Sardegna, siamo passati 5 anni, qual è? Le persone che cosa le dicono e forse la sua percezione? Ma devo dire la verità, conoscendo il presidente della regione non mi aspettavo che avrebbe fatto molto meglio rispetto al disastro che ha creato, ma riuscire ad aggiungere ai problemi ereditati, che sono problemi storici della Sardegna, ovviamente legati alle poche infrastrutture, alla necessità di ammodernamento delle infrastrutture esistenti, al basso tasso di cultura e istruzione diffuso, per stare a un paio di problemi, anche la difficoltà nel territorio della sanità, ma riuscire ai problemi storici che riguardano la Sardegna e che hanno interessato per decenni la Sardegna, riuscire ad aggiungere a questi tanti e nuovi problemi e non risolvere nulla, anzi aver devastato anche l'istituzione regione, gli uffici regionali, non aver dato nessuna priorità, non aver lavorato su un progetto, beh, questo devo dire la verità è stato veramente un record negativo, ed è il peggior presidente, la peggiore giunta dal 1948 a oggi. Passiamo al sindaco di Cagliari, ovviamente si fa elezioni e lei bravo, ha già... Quello bravo. Di Paolo Truzzi mi pare. Sì, beh, lui è bravo. Mi dia la sua impressione su questo bravo. Un'altra persona che non ha saputo, adesso al di là delle battute, un'altra persona, a me dispiace perché vedere la città in queste condizioni ovviamente mi dispiace perché qua vivo, come tanti di noi, qua abbiamo scelto di rimanere nonostante le difficoltà e così come noi tanti altri, tanti altri, vedere la città che percorre un sentiero di declino rispetto ai livelli che aveva raggiunto, e lo dico non solo per i 10 anni o quasi miei da sindaco, ma anche per le passate esperienze di governo, sia con Emilio Floris che con Mariano De Logu. Comunque passo dopo passo c'erano interventi, riqualificazioni, si capiva un percorso, per quanto io alcune cose non le condividessi all'epoca, però apprezzavo, qua a poca distanza dalla vostra redazione, la Mediateca del Mediterraneo oggettivamente non può che essere salutata all'epoca come oggi con favore. Lo stato attuale dei lavori che si stanno svolgendo a Cagliari non hanno un senso secondo lei? Non è che non abbiano un senso, hanno un elemento di maggiore criticità. Vi faccio l'esempio di Via Roma, così non la facciamo lunga, se no stare su ogni singola opera pubblica diventa difficile. Insomma, Via Roma, non ho mai messo mano su Via Roma e nessun sindaco precedente ha messo mano su Via Roma. Perché? Perché prima eravamo in attesa dell'arrivo della metropolitana leggera, l'infrastruttura di trasporto, e solo dopo si fa l'abbellimento. Nessuno di noi a casa prima mette le mattonelle e poi rompe le mattonelle appena messe per mettere i tubi dell'acqua. In questo caso si sta facendo un'operazione strampalata, prima l'abbellimento, cioè il giardino centrale di Via Roma, eliminando 2 corsie lato portici, e solo dopo i lavori della metropolitana, che sono un'infrastruttura di trasporto pubblico. È una corbelleria micidiale.
tenendo conto che molti non lo sanno, le due corsie dove passerà la metropolitana sono le corsie delle preferenziali, dove oggi passano i pullman e i taxi. Essendo un treno, la metropolitana, non un tram, non ci può essere una condivisione del percorso con i pullman e i taxi. Significa che noi perdiamo due corsie preferenziali. Avendo chiuso a due corsie il lato Portici, dove mettiamo i pullman e i taxi? L'altro aspetto, il lato porto, le 4 corsie lato porto meritano e hanno bisogno anche urgente di una sistemata. I basolati sono completamente sconnessi, cioè sembra di andare sulle montagne russe. Avendo ridotto a 2 corsie la via Roma, lato Portici, eliminando 2 corsie di trasporto per i pullman e per i taxi e tutti gli altri mezzi di soccorso, eccetera, dovendo intervenire sulle 4 corsie lato porto, come si fa a far stare 6 corsie di transito con i mezzi pesanti su 2 corsie lato Portici? È impossibile. Non c'è nulla da salvare, quindi, secondo lei, rispetto a questo cosa progetto? possiamo salvare? Su via Roma? Sì, Su via Roma sì. sarà un problema la gestione successiva. Finito il progetto, i lavori pubblici portano sempre disagio, c'è poco da fare. Il problema su via Roma invece è L'analisi che infatti vuole essere un'altra. infatti non entro nel merito, c'è un cantiere, la strada è chiusa, è chiaro che sistematicamente l'ho fatto io, l'hanno fatto altri prima di me e altri lo faranno dopo. Quando si apre un cantiere, anche a casa, quando si rifà e si decide di mettere in mano a un bagno, alla la cucina, polvere entra per forza. sì, e c'è un disagio, c'è poco da fare, eppure li abbiamo decisi noi quei lavori. Certo. Quindi non è quello, il problema è la preoccupazione proprio sul dopo, a cantiere finito. A cantiere finito sarà difficilissimo gestire la viabilità. Lei ha già proposto ovviamente la sua disponibilità per guidare ancora la città Sì, di Cagliari, anche se si dovesse andare a primaria. Sì, certo. Io non ho mai avuto paura del confronto, anzi il confronto secondo me è importante, genera anche un bel po' di sana adrenalina, anticipa la campagna elettorale, stimola e attiva i neuroni politici per poter immaginare soluzioni per la città anche in modo anticipato, consente un confronto franco tra le persone, è la democrazia, chi prende più voti vince, si selezioni il candidato alla carica di sindaco anche in questo modo. Ovviamente detto da me che l'ho già fatto e diciamo, politicamente, almeno per il ruolo di sindaco, nasco con le primarie, sarebbe un controsenso, la negazione della mia storia politica recente, dire no, niente primarie. Beh, vengano anche le primarie, perché no? Quindi un'apertura su tutti i fronti. Ma a Sì. proposito di aperture, secondo lei, se dovesse andare poi a Vittoria, a Alessandra Todde, il campo largo si ritroverebbe poi unito realmente sulle questioni politiche? Cioè col Movimento 5 Stelle le altre forze possono interloquire sì. in modo sincero? A me è sufficiente non avere interessi particolari e quindi non porre le singole questioni che riguardano l'interesse di un singolo consigliere regionale, ma stare a alcune questioni dirimenti e fondamentali. La sanità sul territorio. Abbiamo una popolazione che invecchia, va studiata, è modellata, è pensata, è sfumata, sfumata l'idea del solo il presidio ospedaliero, ma invece va modellato il modello della sanità sui reali bisogni delle cittadine e dei cittadini anche nei luoghi periferici. L'altro elemento è E quello se ne parla davvero da tempo anche da di questo tempo, però argomento, poi rispetto poi molti ne parlano, i risultati non sono pochi si ottimali. applicano. Sto parlando anche Sì, del sì, presidente Pigliaro sì, no, io rispetto ai territori che erano rimasti scoperti. avevo poi. contestato quella riforma perché si pensa sempre al contenitore e non al contenuto. Il contenuto sono le cure per le persone e i pazienti, in questo caso le persone che stanno all'interno dei presidi ospedalieri o che avrebbero bisogno di assistenza medica.
Però le faccio un'altra domanda, la interrompo un secondo. Lei ovviamente è di Cagliari, ama la sua città. La Sardegna ritrova anche i piccoli paesi, quei centri Certo. che raccontano tanto in termini di tradizioni, di cultura. Ovviamente è difficile che lei abbia una visione diversa da quella che hanno tutti. I paesi si stanno spopolando e non c'è un'inversione di rotta. Cioè sembra che non si faccia nulla per salvare i nostri paesi. Da sindaco poi di una città che davvero racconta la storia della Sardegna, deve ritornare, vuole riprendere una carica importante, però come vede questo passaggio, in questo caso come consigliere regionale? È possibile che questi paesi un futuro se lo debbano sognare e non lo possano avere garantito? Ma intanto bisogna iniziare a ragionare di uno spopolamento che riguarda la Sardegna, non solo i piccoli centri. Purtroppo si spopola la Sardegna. Se fosse così avremmo uno spostamento di persone dalle zone interne, diciamo, dell'isola verso la costa, per semplificare. In parte questo accade. La verità è che perde popolazione l'intera isola, quindi è un problema più grave. Non è un problema dei centri periferici, l'intera Sardegna sta perdendo popolazione. Come risolvere il problema? Pensare che la soluzione possa essere solo l'aiuto ai piccoli centri, se invece il problema riguarda tutta l'isola, è sbagliato, nel senso che è un buco nell'acqua. Come risolvere il problema? Attirando persone da fuori. Per varie ragioni, per motivi di studio, ad esempio centri di ricerca d'eccellenza che possano consentire a persone di venire qua a studiare e poi decidere magari di lavorare qua. Indubbiamente interventi come l'Einstein Telescope potrebbe essere un pezzo di questo ragionamento, consentire alle università di attrarre popolazione, incentivare la permanenza dei giovani sardi, ragazze e ragazzi, in Sardegna, trovando anche lavoro, anche nel pubblico impiego, un'altra riforma. Prima ci siamo bloccati, ma abbiamo parlato di sanità, indubbiamente il tema dei trasporti, in un'isola lo sviluppo si fa con i trasporti, l'occupazione, ma l'occupazione anche nel pubblico impiego, perché una proposta di legge che abbiamo presentato adesso, qualcosa, un barlume, un inizio di quel percorso è stato intrapreso. Qualche settimana fa in Consiglio regionale abbiamo votato l'inizio del percorso sul comparto unico, anche qui semplifico per i non addetti ai lavori, come si suol dire, l'equiparazione degli stipendi dei dipendenti degli enti pubblici comuni, degli enti locali, comuni, province, città metropolitane, ai dipendenti della regione. Ovviamente, mentre la regione ha una presenza in particolar modo sulla città di Cagliari, garantire questo livello equivalente di indennità, di stipendi, ovunque nel territorio, guarda anche i piccoli centri. Soprattutto i piccoli centri, che sono molto più numerosi per la realtà sarda rispetto alle grandi città. Riguarda le città, riguarda però anche i piccoli centri, in modo tale che lì possa attecchire un posto di lavoro che nel pubblico, con giovani, ragazze e ragazzi che possano essere gratificati con lo stipendio, inseriti con concorsi pubblici nel lavoro negli enti locali, anche quelli periferici, anche i più piccoli comuni, immediatamente generino occupazione all'esterno. Perché è vero che sono piccoli paesi, molti della Sardegna, ma è vero anche che l'agro, che corrisponde ed è di proprietà o comunque inserito nel contesto di quei piccoli centri, l'agro è attraverso l'agricoltura, altri progetti, è indispensabile per lo sviluppo, ma se attivato dall'interno del comune che sblocca interventi sull'agro, determina un altro pezzo di sviluppo possibile, un altro pezzo di persone che potrebbero decidere di andare a lavorare, a vivere in quei piccoli centri, anche con un lavoro oggi professionalizzato, di altissima qualità, anche legato all'agro. Attività ovviamente da programmare e non da valutare in base all'emergenza. No, da programmare tenendo conto che l'avremmo dovuto programmare da tempo, non si capisce perché l'esposizione universale nel 2016, adesso vado a memoria, trattò il tema del cibo e della terra, e noi su quello non abbiamo fatto nessun tipo di passo in avanti. Cioè il mondo si pone il problema di dove coltivare bene e avere cibo sano, di prossimità, vicino a dove si vive. Noi che abbiamo un territorio sconfinato per le nostre dimensioni e soprattutto della popolazione, per il basso numero di popolazione residente per chilometro quadrato, non ci siamo posti quel problema, che però è un problema da affrontare e risolvere, perché potrebbe essere un altro pezzo di sviluppo. È una nuova risorsa. Torniamo a queste elezioni, da quanto non sente Renato Soru? Da
due settimane da quando... Quindi una volta avete deciso la No, ci siamo sentiti anche dopo. E cosa le ha detto? Immagino non siano state Avremmo parole modo di gioia. no, gioia no, però non neanche di rancore, no, assolutamente, ma per quel motivo che ho detto prima, comunque c'è stata molta serietà e correttezza da parte nostra, in modo reciproco, diciamo, sia da parte sua che da parte nostra, e quindi non c'è nessun tipo di problema personale. C'è un problema politico, questo sì, lui non ha condiviso la scelta che è stata fatta. Ritengo che sia stato sbagliato non ricorrere alle primarie, ma lo ritenevo all'epoca e lo ritengo ancora oggi sbagliato, perché questa divisione è frutto del non aver accolto l'idea di un confronto schietto, sincero, a viso aperto con altri candidati e altri candidati. Avrebbe scelto un'altra candidata a presidente? No, io ve l'ho detto all'inizio di questa idea, ma anche perché ho un ricordo da ragazzo anche del governo Soru, che io avevo apprezzato, al di là dei limiti, delle problematiche che sempre esistono, no? Quando si governa non è che sia tutto rose e fiori, però avrei votato Soru. Ad esempio molte persone del mio partito non avrebbero votato Soru, però l'idea delle primarie era un'idea appunto per mettere nelle condizioni tutte noi e tutti noi di poter liberamente scegliere. Quindi avrebbe fatto un Lo fanno gli Stati passaggio Uniti. Gli Stati Uniti che sono un problema un paese con tanti problemi e molto complesso, però convocano ogni tanto sia i repubblicani che i democratici, i loro elettori. Ovviamente lì c'è una legge di riferimento, è obbligato per seguire quel percorso, guai a chi si iscrive tra gli elettori dei democratici e anche tra gli elettori dei repubblicani, quindi l'inquinamento del voto. Uno che dovesse fare una cosa del genere negli Stati Uniti non gli rivolgerebbe più la parola vicino di casa. Sono dinamiche senza ombra Sono di dubbio dinamiche diverse. sicuramente diverse, però ricorrono alla selezione di colui che governa la più importante potenza nel pianeta. È 330, adesso non mi ricordo esattamente la popolazione dell'ultimo censimento, ma 330 milioni di abitanti ricorrono alle primarie, cioè fanno scegliere le cittadine e i cittadini, gli elettori dell'uno, dei repubblicani o dei democratici, gli elettori degli uni e degli altri scelgono chi li rappresenterà nella corsa per le presidenziali e che potrebbe diventare il presidente degli Stati Uniti, però. Così in Sardegna non è così andata, in Sardegna no. C'è stato questo campo largo che comunque vi ha rivisto poi rientrare nelle ma è ultime... ristretto rispetto a quel che sarebbe potuto accadere, no? Senza ombra di Ed è un peccato, io lo dico, poi confido ancora nel fine settimana che ci possa essere qualche... Affida la speranza sì, in questo caso. accenderemo ceri, faremo di tutto. E ovviamente la proposta che guarda poi alla città di Cagliari, fatta anche per tempo, vuole mettere in qualche modo dei tasselli o dei punti fermi rispetto a quella che è la sua opera? Ma ragiono sempre in termini di interesse per la collettività, banalmente anche lì. Se avessimo nel 2022, come avevamo proposto, il 7 luglio del 2022, iniziato un percorso sui temi, sui programmi, come progressisti l'abbiamo posto fin dall'inizio questo, è nell'individuazione sia della candidatura alla carica di Presidente della Regione, candidata o candidato, e le candidature a Sindaco di Cagliari e Sassari, avremmo avuto un gioco, per stare ai termini calcistici, a 3 punte, con la candidatura alla carica di Presidente della Regione e le candidature a carica di Sindaco di Cagliari e di Sassari già in piedi, con un clima sereno nella coalizione, perché già avendo selezionato, come dire, chi avrebbe dovuto svolgere il ruolo di candidato e candidata nei vari ruoli, aveva già con un disegno programma definitivo. Sì, ma l'abbiamo detto, l'abbiamo proposto, solo che anche le migliori idee certe volte non intercettano, come dire, le migliori intelligenze. Capitale. E poi bisogna vedere il 25 febbraio che cosa succederà. Dopodiché, avere questo che cosa avrebbe comportato? Avrebbe comportato la possibilità di discutere dei temi della regione, in particolar modo per la conformazione nostra, siamo un'isola, e per lo stretto legame, la connessione, proprio un abbraccio che deve essere positivo e non mortale tra la regione e i comuni sul programma, perché si marcia insieme. E quindi avere quello schema avrebbe potuto determinare un programma che dalla regione guardasse ai comuni, non solo i comuni che vanno a elezione, per carità, mica solo Cagliari e Sassari,
intanto Vallezione Alghero, Bosa, Sinna e Monserrato, giusto per citarne alcuni, ma un programma che dalle regioni guardasse allo sviluppo degli enti locali, dei comuni, dal basso, uno sviluppo dal basso, e i comuni potessero dare il loro contributo programmatico su idee, progetti, dai comuni verso la regione, perché fosse proprio un gioco a tre punte, non solo sui nomi e cognomi dei candidati, ma fosse anche uno schema a tre punte sui programmi e progetti che interessano ovviamente le cittadine e i cittadini. Anche Paolo Truzza ha detto che parte dai comuni per l'ascolto dei sindaci, quindi costruire... parte dai comuni con l'idea dell'amministrazione di Cagliari, i poveri comuni. Però ognuno parte dal punto di partenza che ha. Grazie mille per aver deciso di partecipare al nostro incontro. Magari ci vedremo nelle prossime settimane e vedremo e capiremo insieme come evolveranno queste elezioni. Grazie a Massimo Zedda, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento è con la prossima puntata.